Buongiorno, benvenuti a questa nuova edizione del TG Rosso Blu. Oggi è venerdì 26 giugno. Vi ricordo come sempre il TG Rosso Blu che va in onda sottotitolato in lingua inglese. Allora, iniziamo l'edizione odierna parlando dell'aggiornamento sui dati del coronavirus in Sardegna. Come sempre sono 1362 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale, infatti, si registra un nuovo caso nella città metropolitana di Cagliari. In totale nell'isola sono stati eseguiti 79.422 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 6, nessuno in terapia intensiva, mentre sono 8 le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.197 pazienti guariti, più altri 19 guariti clinicamente. Resta invariato il numero delle vittime, 132 in tutto. Sul territorio, dei 1.362 casi complessivamente accertati, 251 sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 99 nel sud Sardegna, 61 a Oristano, 78 a Nuoro e 873 a Sassari. E parliamo del nuovo sistema di prenotazione per l'accesso alla spiaggia della Pelosa, perché è disponibile online il sistema di prenotazione per la spiaggia proprio della Pelosa di Stintino. Per acquistare i ticket basterà accedere al sito www.lapelosastintino.com, seguire le indicazioni intuitive e ricevere per posta elettronica il biglietto d'accesso. A creare il sito è stata la VOSMA, la cooperativa sassarese, che si è aggiudicata la concessione per la gestione dei servizi sulla spiaggia, che è un gioiello della Sardegna, mentre a sviluppare l'idea è stata Abinsula. Dal 1 di luglio questo tratto di litorale sarà a numero chiuso sino a massimo di 1.500 bagnanti e si accede pagando un biglietto. Il ticket da 3,50 euro a persona, accesso gratuito per i minori di 12 anni, acquistato sul web, sarà inviato all'email dell'utente che potrà stamparlo e presentarlo all'ingresso o potrà esibire direttamente il QR code del biglietto dal proprio smartphone. Questo nuovo sistema ci aiuterà a regolamentare il numero di accessi, che sarà controllato allo scopo di contenere il fenomeno di erosione del litorale e tutelare l'ambiente. Così l'assessora al turismo Francesca De Montis. Il ticket che si pagherà è da intendere come contributo che il fruitore dovrà per la gestione dell'arenile. I servizi come bagni e docce saranno gratuiti per chi prenota. All'ingresso sarà consegnato ai bagnanti un braccialetto che comprova il diritto di accesso. Sul sito poi si possono trovare le regole da rispettare per fruire in sicurezza della spiaggia. Tra queste vengono ricordati i divieti di abbandonare rifiuti, di fumare, di asportare sabbia, conchiglie e sassi, di utilizzare detergenti e shampoo e l'accesso per i cani tra le 8 e le 20. Permane anche quest'anno l'obbligo dell'utilizzo delle stuoie sotto gli asciugamani e delle fontanelle per rimuovere la sabbia dai piedi. Voltiamo più a pagina e parliamo di teatro. Il filo della solidarietà lega tutta l'isola, dal nord al sud, secondo l'antica tradizione del Saggio Rau. Nasce infatti Intersezioni, rete dei festival senza rete. Sono 6 compagnie teatrali sarde riunite sotto l'egida della FEDIT Art, Federazione Italiana Artisti, che propone una visione moderna dello spettacolo dal vivo con circuiti di distribuzione non tradizionali e hanno messo in rete i loro festival e le loro piste. Il progetto ha preso il via nei giorni scorsi del lockdown, dalla volontà di ripartire e dalla necessità di confrontarsi con quello che accade oltremare, ha spiegato Maria Assunta Calvisi, direttrice artistica dell'Effimero Meraviglioso. Nell'incertezza del presente, l'idea di un sostegno reciproco si concretizza nelle intersezioni tra i nostri festival disegnando nuove trame d'arte. Accanto all'Effimero Meraviglioso, il Teatro del Segno, Bocche Teatro, Teatro Tragodia, Abaco Teatro e Teatro d'Inverno. Si parte da Mogoro, 27 giugno, domani, con Libertà d'espressione del Teatro Tragodia, con il debutto di Piriciò Es Dottori Sì o No di Virginia Garau, liberamente tratto dalle medesime Malgré Lui di Molière, e si prosegue fino a settembre. Dal Ghero a Nuoro, da San Luria, dall'Ai, la rete del festival attraversa 12 città e paesi
che diventano 13 con l'incursione cagliaritana dei percorsi teatrali di Sant'Ursurgiu. Dal Nuraghe Palmavera, che fa da sfondo a Nur, alle piazze, i cortili nuresi che ospitano Notte a Margine, e Patapum, un museo per il colore rosa di Sinai, agli angoli verdi e spazi urbani per i giardini aperti. L'isola si trasforma in palcoscenico. In programma soprattutto testi contemporanei, da Sumuru Prinzu su Costantino Nivola ai Baroni in Laguna, all'epopea sportiva di Oreste Bottecchia, oltre a favole e spettacoli per bambini. Bene, la linea ora a Anthony Moroni con la sua consueta rubrica Al di là del muro. Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì a tutti. Che estate sarà senza manifestazioni di piazza, senza sagre o comunque con feste ridotte causa Covid naturalmente? È un problema che tutti ci stiamo mettendo, che si mettono soprattutto gli amministratori delle zone interne, perché comunque nei luoghi turistici in un modo o nell'altro credo che in qualche maniera per ravvivare l'estate dei pochi ospiti che arriveranno in quelle grandi strutture sarà possibile farlo. Per quanto riguarda invece i paesi costieri che non hanno grandi strutture ricettive o soprattutto le zone dell'interno, si preannuncia un'estate particolarmente triste. Allora forse sarebbe il caso di riuscire a ragionare, di fermarsi un attimo a ragionare e capire se anche in questo settore o soprattutto in questo settore, perché comunque è vero che il problema oggi è legato al calo del PIL, il problema è legato a tante famiglie che non ce la fanno, tante aziende anche in quel settore dell'intrattenimento che non ce la fanno, ma il problema è legato anche allo spirito di convivenza, allo spirito di comunità che si sviluppa particolarmente in questo periodo estivo, quando ci si raduna o per feste religiose che poi hanno un proseguio con i festeggiamenti civili o comunque con manifestazioni che servono anche a valorizzare, a mettere in vetrina i territori, non solo la loro bellezza, ma anche quello di bello e di specifico che in quei territori si sa fare e si sa produrre. E allora serve uno sforzo di fantasia, naturalmente ci sono protocolli rigidi, una parte imposti dal governo italiano, un'altra parte imposti dalle autorità regionali, ma all'interno di questo quadro di regolamenti credo che sia possibile individuare magari tante piccole micro manifestazioni, non grandissimi raduni, ma che possano assicurare un calendario che ci consenta di vivere in armonia senza perdere il senso di comunità, perché va bene che in Sardegna e soprattutto magari nelle zone interne dalle quali provengo anche io siamo abituati a un certo tipo di distanziamento, sappiamo stare insieme nelle feste, ma sappiamo anche stare distanziati. Ecco, non troppo distanziamento, perché servono anche questi momenti di comunitarismo e di crescita che poi naturalmente portano bene non solo allo spirito, ma danno un po' di sollievo anche a tanti operatori che da mesi sono fermi. E dunque un appello alla politica questo, un appello alle amministrazioni locali, un appello alle associazioni affinché non si arrendano e trovino in uno spirito di concordia, cercando di far prevalere sempre l'unità, una modalità attraverso la quale salvare sia i festeggiamenti religiosi, sia i festeggiamenti civili e sia i momenti, le rassegne, le manifestazioni che sono finalizzate a valorizzare i territori e quello di bello che in quei territori si produce e si sa fare. Dal punto di vista del regionale io credo che ci siano le possibilità, anche perché molti fondi in quel settore sono stati risparmiati per le manifestazioni che sono saltate in questi mesi e in queste settimane. Dunque magari una riprogrammazione dei fondi e un contatto con le amministrazioni locali, perché ce ne sono di dinamiche che hanno buone idee e che non vogliono perdere questo contatto diretto con le loro popolazioni e con i loro ospiti. Credo che questo contatto potrebbe favorire una serie di iniziative che ci consentano, non dico di salvare la stagione, ma quantomeno di non perdere continuità con lo spirito dello stare assieme, del valorizzare anche l'altissimo significato del fatto che le comunità, quando stanno insieme, quando si mettono, quando tutti i saper fare si mettono in rete, possono davvero dare un valore aggiunto e possono avere una marcia in più. Questo è l'auspicio, questo è l'invito. Naturalmente noi, per il poco che possiamo, continueremo a favorire
questo intreccio e questo scambio di esperienze. Buona mattinata a tutti, state ancora con Fabrizio Serra che saluto e poi ci rivediamo naturalmente domattina per l'ultimo appuntamento della settimana. Grazie a Anthony, che ritroveremo, come ha detto lui, domani per l'ultimo appuntamento della settimana. Ti giro su che proseguiamo parlando del pecorino romano, perché il governo nazionale ha escluso non solo lo stesso pecorino romano, ma anche pecorino sardo e fiore sardo dal bando indigenti da 50 milioni di euro. Per questo il presidente del consorzio, Salvatore Palitta, ha scritto alla ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova. Il bando è stato messo a punto per favorire la ripresa post-pandemia del settore agroalimentare. Allo stesso tempo, per aiutare le famiglie indigenti, in pratica il governo acquista per 50 milioni di euro i prodotti inclusi in un determinato paniere, aiutando così la filiera di produzione, e li destina ad enti caritatevoli che li donano a loro volta a famiglie bisognose. Lo stesso meccanismo del bando da 14 milioni di euro nel 2019, che includeva il pecorino romano, ma era legato alla cosiddetta vertenza latte, solo in parte è diventato operativo meno di 20 giorni fa. Un'esclusione inaccettabile, ha denunciato Palitta, perché i problemi legati alla pandemia hanno colpito indistintamente tutte le indicazioni geografiche e le DOP italiane. Non è accettabile, ha spiegato il presidente del consorzio, chiedendo l'intervento della regione e dei parlamentari sardi, che lo Stato italiano intervenga in una fase congiunturale estremamente difficile come questa, e ignorando che esistano le DOP sarde, che fra l'altro sono anche molto richieste nelle piattaforme di vendita e dagli enti caritatevoli. Il primo ad accogliere l'appello è il deputato di Fratelli d'Italia, Salvatore De Ida, che ha subito presentato un'interrogazione alla ministra Bellanova. Noi, ha ricordato Palitta, rappresentiamo il 95% della produzione nazionale ovina e nonostante le difficoltà vissute in questo periodo abbiamo garantito la lavorazione di tutto il latte, cosa che non è avvenuta in altre parti d'Italia, e sostenuto anche i caseifici in difficoltà sui prodotti da tavola. Perciò è assolutamente impensabile che le nostre DOP isolane subiscano un'ingiustizia simile. Parliamo di spiagge e parliamo di Sardegna Sicura, perché da settimane la Sardegna si distingue per l'azzeramento pressoché totale del numero dei contagi da Covid-19. Il fattore sicurezza sanitaria è diventato un brand che la regione ha deciso di promuovere in Italia e all'estero, e per dare respiro alla stagione turistica in affanno. Lo farà con un video spot di 30 secondi realizzato dalla Sardegna Film Commission, con immagini che racchiudono la complessità e varietà paesaggistica dell'isola, girate anche nei luoghi che negli anni sono stati scelti come ambientazioni di set cinematografici. Questo è lo strumento principale della campagna di comunicazione Sardegna Sicura, già approvata dalla Giunta Solinas. La strategia è chiara: diffondere un messaggio che sia rassicurante e allo stesso tempo accattivante, con l'obiettivo, ha spiegato il governatore nel testo della delibera, di riposizionare l'isola nello scenario nazionale ed estero, proponendo ai potenziali visitatori l'immagine di meta ideale per la qualità della vita, dell'aria, dell'acqua, del cibo e dei rapporti umani. La campagna sarà attivata nel mese di luglio con cadenze temporali differenti a seconda dei canali. Per una settimana la diffusione del video sarà prevista nelle emittenti TV nazionali e negli aeroporti nazionali. Altre 2 settimane saranno dedicate alla diffusione sui media internazionali, anche attraverso una rete di testate online. Massima attenzione anche per i social network. In questo caso la campagna è stata già avviata, ma sarà potenziata con sponsorizzazioni sulla pagina Facebook della regione e l'apertura di un canale Instagram collegato a Facebook per la diffusione di post coordinati, video e immagini. Un altro aspetto riguarderà la promozione del sistema di collegamenti da e per l'isola, da realizzarsi con la Direzione Generale dei Trasporti. In questo caso si punta a migliorare la percezione relativa al tema di collegamenti e alle tariffe marittime e aeree attraverso la creazione di un banner nel sito istituzionale contenente tutte le informazioni. Restiamo in tema di viaggio e parliamo di voli internazionali low cost, perché il primo aeroporto sardo a riaprire le porte girevoli al cospetto dei turisti internazionali è il Costa Smeralda di Olbia. Speranza, apprensioni, previsioni, timori si concentreranno tutta l'isola sul Monaco Olbia, una pista nuova di zecca. Dopo qualche settimana di prove generali, prima con i voli in regime di continuità territoriale, poi con gli altri collegamenti domestici, GEASAR
la società che gestisce lo scalo, tiene a battesimo la prova del 9 di una stagione turistica che per la Sardegna, ma vale per tutte le destinazioni del mondo, non poteva iniziare più in salita. L'emergenza sanitaria, il lockdown, la crisi economica sono ostacoli enormi da superare anche in aereo, ma l'isola ci spera e attende il volo operato da Eurowings come l'auspicio di una vera ripartenza. Entrando nei piani della GEASAR, nei quali storicamente il segmento del mercato internazionale e stagionale l'ha sempre fatta da padrone, questo doveva essere l'anno della definitiva affermazione, dopo una crescita costante e una crescita dell'offerta non indifferente. Con alcuni sacrifici la Summer dell'aeroporto di Olbia sarà comunque di tutto rispetto. La sua ufficializzazione è attesa entro pochi giorni, ma intanto si riaprono i confini e la filiera turistica, principale traino economico di tutto il Nord Sardegna e della Gallura in particolare, a iniziare dalla Costa Smeralda, può tirare un sospiro di sollievo. Per il momento i numeri, complice ovviamente una chiusura che tra lavori in pista ed esigenze sanitarie durata 4 mesi, dicono che rispetto al 2019 nel Costa Smeralda è transitato più di 500.000 di passeggeri in meno. Giugno dello scorso anno aveva segnato 425.000 arrivi, un raffronto che non può essere fatto perché il mese non è finito, ma l'analisi comparata è evidente che sarà impietosa. Ecco perché luglio, a partire già da oggi, dovrà dire al territorio e alla Sardegna se e quanto sarà costato l'effetto di una pandemia che minaccia pesantemente la possibilità di avvicinarsi ai 604.000 transiti del luglio di un anno fa. Chiudiamo il TG Rossoblu parlando del Cagliari, parlando di calcio e di sport dunque, perché continua la preparazione della squadra rossoblu in vista della gara domani 19:30 contro il Torino. Nel pomeriggio la squadra si è allenata alla Sardegna Arena, la seduta di lavoro di rossoblu è iniziata con degli esercizi di riscaldamento tecnico per proseguire con delle esercitazioni dedicate al possesso palla. In chiusura i calciatori sono stati impegnati in una sessione di tiri in porta. Nengolan ha lavorato parzialmente con la squadra, si parla di un eventuale impiego proprio contro il Torino, personalizzato per Cristian Oliva e Pereiro che non saranno della partita. Idem per Fabio Pisacane, qui è stato sottoposto a terapie per via delle 2 costole fratturate. La squadra si ritroverà oggi per un nuovo allenamento. Bene, chiudiamo l'edizione di Giro Rossoblu ricordando l'appuntamento di domani alle 19 in diretta su Sardegna Rossoblu TV, su Facebook e su YouTube, lo vedete con il Quinto Moro. L'appuntamento di domani con Pago, l'ospite graditissimo, lo svegliamo, è niente meno che Gene Gnocchi, cabarettista, attore, monologhista, è stato anche protagonista in tante trasmissioni TV. Non possiamo citare ad esempio Mai dire gol, giusto per dire quella più che viene in mente così in maniera improvvisata. Ricordo quindi ancora una volta la trasmissione condotta da Pago su Sardegna Rossoblu alle 19 domani in diretta al Quinto Moro. Ripeto, ospite di Pago sarà Gene Gnocchi. Bene, era questa l'ultima edizione del TG Rossoblu, l'ultima notizia del TG Rossoblu. Io vi rimando alle prossime edizioni. Buona giornata a tutti e grazie.